Amici di Matto Scacco, state per assistere al devasto che ha subito ieri Carlsen durante questa partita. Ebbene sì ragazzi, siamo nell'importantissimo torneo Qatar Master Open 2023 e Carlsen si ritrova a sfidare con il nero un giocatore, un gran maestro da 2512 punti. Carlsen ha più di 300 punti e quindi sembra che il risultato sia già scritto, ma in realtà non è così. Il bianco riesce a fare una partita spettacolare che ha veramente destato l'attenzione di tutti con sacrifici spettacolari che Carlsen non aveva minimamente calcolato. Andiamo a vedere com'è andata questa partita. D4 per il bianco, cavallo F6 per Carlsen, C4 e 6. Si giocherà una Nibso indiana per caso. Dopo cavallo C3 arriva alfiere B4, una delle più popolari tra i gran maestri. Invece arriva cavallo F3, la chiamano una anti-Nibso indiana o bogo indiana. B6 è diventata una ovest indiana A3. L'alfiere in A6 per andare a puntare subito su questo pedone. E adesso arriva donna C2 per tenere ovviamente quel pedone. L'alfiere torna in B7, cavallo in C3, pedone di C5, fin qui tutto teorico, cambio, cattura il centro, alfiere C5, tempo sul cavallo, il cavallo può andare in B3 o in F3, su B3 si prende il tempo sull'alfiere, ma il bianco decide di giocare in maniera canonica cavallo F3. Arriva cavallo C6 e ora B4 attaccando l'alfiere che ovviamente deve ritirarsi in E7. Alfiere B2, donna in B8 per Carlsen e questa donna chissà se magari sta ambendo in futuro a prendersi case importanti come questa. Torre in D1, arrocco corto e ora arriva alfiere in E2, tutto pronto per arroccare. Pedone in D6, arrocco corto e torre C8. Torre in F va in E1, alfiere in F8, alfiere in F1 per dare la possibilità alla propria torre di guardare e sostenere il pedone. E ora ovviamente anche la manovra fatta, scusami se torno indietro, poco fa da Carlsen, non so cosa sia successo, sta per lasciare lo spazio al cavallo di rimanovrarsi, quindi Carlsen ritira l'alfiere per rimanovrare, il bianco che si chiama Suleimenov ritira il proprio alfiere per dare spazio alla torre. Cavallo in E7, arriva appunto la manovra del cavallo, cavallo in B5 e ora arrivano già i primi attacchi sul pedone debole. E qui arriva la prima mossa che secondo il motore è sbagliata, che è cavallo in E8, ossia questo cavallo si passivizza per tenere questo pedone. Sinceramente a colpo d'occhio anche io avrei giocato cavallo G6, visto che hai rimanovrato il cavallo, rimanovrando il cavallo in G6 c'è l'alfiere che tiene insieme alla donna più volte questo punto. Probabilmente quello che non piaceva a Carlsen era questo tipo di cattura e come biasimarlo d'altronde, motivo per cui ha deciso di togliere il cavallo per evitare questa cattura. Però dopo questa posizione i cavalli del nero sono veramente difficili da gestire. Adesso arriva cavallo G5, una mossa molto sottile dove essenzialmente c'è una piccolissima e innocua idea di matto, quindi l'idea è di spingere il pedone in E5, dai 5 io vado ad attaccare ancora più volte questo pedone debole, ma soprattutto libero la diagonale alla donna per il matto, motivo per cui Carlsen gioca cavallo G6 per evitare attacchi di questo tipo, ma arriva comunque E5. Su E5 Carlsen dice che è meglio chiudere la posizione con pedone di 5, altro errore posizionale, e adesso arriva donna B3. Donna B3 è una mossa bellissima, donna B3 veramente è un piccolo gioiellino e quando il bianco ha giocato donna B3 ha già in mente quello che sta per combinare. Carlsen non fiuta il pericolo, gioca alfiere 7 attaccando il cavallo, ma come puoi vedere anche qui a lato la barra del bianco è a più 3.49. Qui c'è la spettacolare cavallo F7, 2 punti esclamativi. È bello come mi hanno sempre insegnato, ho sempre letto anche sui vari manuali,
che per creare un attacco importante verso il re avversario ci vogliono almeno 3 pezzi in attacco. Qui sembra che il cavallo sia l'unico pezzo all'attacco contro il re, ma vediamo ora come il bianco riuscirà velocemente a portare i pezzi all'attacco e continuare così la sua iniziativa. Cavallo F7. Carlsen ci ragiona per un po', ma a un certo punto decide di accettare la sfida. Qui o accetti la sfida e dici ok, ho calcolato meglio io, tu hai sbagliato a calcolare e te lo dimostro, oppure giochi altro, non so, tipo pedone a 6. Carlsen decide di accettare la sfida, una sfida tra menti a chi è riuscito a calcolare più in profondità. Arriva pedone per D5, alfiere per D5 e arriva un ulteriore sacrificio. Quindi già sacrificato un cavallo per un pedone, adesso arriva il sacrificio di qualità per aprire ancora di più la posizione e adesso arriva Don D5, scacco. Come puoi vedere il re non ha molte vie d'uscita, ma soprattutto le case bianche sono molto deboli per il nero. Carlsen va in F8, si rifugia dietro il suo pezzo e arriva ora la bellissima cavallo D4. Anche il cavallo va a dare una mano all'attacco, ci sono possibilità di scoperte, eccetera, eccetera, eccetera. C'è veramente di tutto in questa posizione. Donna F3, cavallo E6, la torre che magari può salire, l'alfiere in C4 con idee di matto. Insomma, c'è veramente tanta roba. Arriva cavallo F4, minacciando la regina che ovviamente deve spostarsi. E la regina va in F3 dove attacca raggi X e ovviamente c'è la possibilità di giocare G3 in caso, non so, in caso di G5 per sostenere questo cavallo, G3 non so quanto la situazione comunque terrebbe. Motivo per cui Carlsen gioca re in G8, dato che comunque l'ex, perché è ex campione del mondo a tempo lungo ma rimane campione del mondo a tempo rapido, blitz, a più 3 di vantaggio, decide di restituire il materiale, così che dopo donna per F4 il materiale è pari, ma ti renderai conto che i pezzi del bianco sono più coordinati, ci sono più cose pericolose, mentre quasi tutti i pezzi del nero giacciono in ottava traversa in modo passivo. Non si è mai visto un gioco così tranquillo e remissivo di Carlsen, ma purtroppo non può fare altrimenti. Arriva donna B7 e arriva cavallo in F5. Anche qui ci sono tantissime, troppe idee, motivo per cui Carlsen decide di giocare pedone B5. Ma che cosa si minacciava con questa semplice mossa di cavallo F5? Supponiamo che il nero faceva una mossa assurda come torre qui. Che cosa si andava a minacciare? C'è il mondo a questo punto. Si può tentare di deviare la donna per attaccare questo alfiere, tipo non so, donna 6, deviazione della donna, arriva questa, scacco, ma la cosa più brutta è che arriva anche il matto, no? Ricordati questo tema di matto perché tornerà utile. Oppure se il nero decide su questa di ritirare l'alfiere, comunque ci sono sempre cose spiacevoli, c'è la possibilità di portare questo pedone fino in E7 e l'alfiere rimane intrappolato, non so, una roba di questo tipo. Ora l'alfiere dove va? Se non fa nulla arriva veramente E7, la situazione è tragica. Se l'alfiere invece diventa un pezzo bloccatore, qui c'è di tutto. Cavallo H6, c'è l'entrata di donna ed è devastante. Non so se si sposta donna F7 con donna G8 o donna G7 matto e su cavallo H6 il nero cattura, qui c'è donna F7 scacco matto subito con coordinazione di pezzi, quindi c'era veramente il mondo. Arriva pedone in B5 per probabilmente limitare l'alfiere, chiaro che comunque non lo limita, l'alfiere va comunque in B5. Ovviamente Carlsen l'aveva vista, questo alfiere non si può catturare perché altrimenti segue questa, attacco doppio e poi matto come abbiamo visto prima. Quindi l'alfiere non si può catturare, la partita continua con l'alfiere F8 e adesso arriva alfiere C4 scacco. Ancora una volta questo alfiere è sotto, esaminiamo perché non si può catturare questo alfiere. Innanzitutto significa che dai una qualità e a questo punto il vantaggio immateriale del bianco è di più 3, più iniziativa, già solo questo basterebbe, ma adesso è scacco. Non so, se la regina si mette qui davanti credo che arrivi semplicemente il cambio e il finale è stravinto.
Se invece il re decide di andare nell'angolino, semplicemente arrivano mosse come 6 con l'idea di giocare 7, intrappolare l'alfiere, e se l'alfiere va a fare da pezzo bloccatore, qui arrivano mosse di questo tipo. Penso che arrivi qualsiasi cosa qui. Il computer dice anche alfiere E5 che non capisco, donna F4, penso che ci sia di tutto a questo punto. In partita dicevamo sull'alfiere C4 Carlsen gioca re H8 e adesso arriva l'ultima mossa spettacolare prima della resa di Carlsen, cavallo H6. Bellissima. Non so, in caso di alfiere 7, visto che si sta minacciando il matto, in caso di alfiere 7 ci sarebbe 1000 modi per vincere, donna F7, donna G8, oppure ancora, meglio ancora, forse cavallo F7, scacco, re qui, cavallo in D8 per scacco, per creare un'interferenza. A questo punto il scacco il re si deve togliere via e adesso arriva donna F7 con imparabile scacco matto qui, perché adesso anche se il nero toglie questo cavallo la torre non riesce a supportare e quindi arriverebbe il matto. Ed è su questa mossa che Carlsen, dopo quante sono le mosse totali, dopo 31 mosse, è veramente strano vedere il giocatore più forte sulla faccia della terra perdere dopo tutti questi sacrifici presi in malo modo e in 30 mosse. Era da tantissimo tempo, troppi anni che non succedeva una cosa del genere, ma la cosa, diciamo il paradosso se vogliamo, è che non è stato uno dei top grandmaestri al mondo, ma è stato un umile grande maestro normale, e questo secondo me avvalora un pochettino la mia tesi, cioè questi grandi maestri a livello di Carlsen e top 2007-2008 giocando sempre fra di loro sono un pochettino in una bolla. Quando si ritrovano poi in questi open dove trovano anche giocatori più normali, anche se i grandi maestri non sono normali perché ce ne sono meno di 2000 al mondo, anche possono perdere anche da loro, e ovviamente non conviene giocare contro i giocatori del 2005 perché ora Carlsen, che ha perso con un giocatore con 300 punti in meno, quanti punti lo avrà persi? Avrà perso tanti, ok, ha il K che perde meno punti, ma ne avrà persi comunque tanti. Ecco perché cercano sempre di giocare fra di loro in queste bolle, e questa è stata una bellissima partita, la più bella del giocatore di Suleimenov, che tra l'altro dopo l'intervista della partita dice che si era preparato psicologicamente prima della partita col suo allenatore, perché quando giochi contro Carlsen devi prepararti psicologicamente, e l'allenatore dice ok, non aspettarti di vincere, già la patta sarebbe un ottimo risultato, e invece poi addirittura è andato a vincere la partita. Bene ragazzi, spero che vi siate divertiti, seguiremo questo torneo da vicino, soprattutto perché ci sono appunto giocatori eccellenti, le eccellenze al mondo, e quindi vedremo che cosa staranno combinando. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao da Matto Scacco!